Sono contento che c'è stato un consigliere che ha offerto quella bandiera a me, ma io se lo facesse lo farei con molta piacere, con molta attenzione, perché questa è una terra dove mi trovo bene. Il questore di Padova Paolo Fassari ringrazia il consigliere leghista Fabrizio Boron per avergli inviato il gonfalone di San Marco. Allo stesso tempo però il questore torna sull'episodio incriminato, ovvero la bandiera veneta vietata all'interno dello stadio Ganeo durante la partita tra Padova e Sud Tirol, e spiega. Quella bandiera non è entrata allo stadio perché era una bandiera del Veneto, quella bandiera non è entrata allo stadio e non sequestrata perché non aveva seguito le normali procedure che sono previste. Quello che mi dispiace è che si sia detto che il giudizio è a prioristico e per sempre. Non è così, perché la procedura prevede una comunicazione e un'approvazione, quindi nessun giudizio a priori, nessuno ha mai detto questa non entra qua. Desidero che tutto venga fatto attraverso una procedura. Poi è chiaro, e mi dispiace che enunciato questo tipo di principio ci siano state delle osservazioni, ci siano state delle manifestazioni di dissenso originarie da chi rappresenta istituzioni locali che tengono particolarmente al radicamento, all'autonomia. Quanto accaduto con la bandiera del Veneto dunque non deve essere strumentalizzato politicamente, puntualizza il questore, spiegando come mai prima della settimana scorsa non era mai stato negato l'ingresso del vessillo di San Marco. Devo dire che ci sono tante cose dalle quali noi cerchiamo di partire da un anno zero. Io ricordo, non a voi ma a me stesso, che in questo stadio insieme all'amministrazione comunale ci siamo accorti che alcune cose andavano migliorate e sono state migliorate. Alludo per esempio al miglioramento delle qualità della videosorveglianza. Non c'è stata nessuna mancanza di rispetto o intento di mortificare una territorialità, ha ribadito poi il questore, ma le procedure vanno rispettate. Nel caso di bandiere non italiane o delle squadre in campo, la normativa prevede che prima di esporle debba essere fatta una richiesta specifica al GOS, il gruppo operativo sicurezza responsabile degli accessi negli stadi. Dunque domenica prossima si potranno esporre e forse ci saranno anche molti striscioni in solidarietà a Venezia, ma tutti dovranno essere opportunamente segnalati.